Sul tavolo di Mario Draghi i fascicoli che riguardano la Sicilia sono tanti, ma due tengono con il fiato sospeso 600.000 persone. Il dibattito sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza, che tiene a galla 550.000 siciliani, si intreccia in queste ore con quello sul blocco dei licenziamenti, senza il quale, secondo gli osservatori, andrebbero in fumo 37.000 posti di lavoro. Alla nuova maggioranza e ovviamente al nuovo Consiglio dei Ministri spetterà decidere, ma i dossier che riguardano l'isola sono tanti, dall'eterno dibattito sul ponte e di riflesso sui fondi del Recovery Plan, al buco da 65 milioni che la finanziaria della Giunta Musumeci spera ancora una volta sia colmato da Roma. L'equilibrio più delicato però è ovviamente quello che si gioca sul reddito di cittadinanza. L'isola infatti, secondo l'Eurostat, la regione d'Europa con il più alto rischio di povertà e quindi secondo l'ultimo bollettino INPS aggiornato a dicembre si sorreggono sul beneficio le sorti di 551.915 persone. L'altra questione è in realtà molto più ravvicinata. Il 31 marzo scadono infatti sia il blocco dei licenziamenti che la possibilità per le aziende di accedere gratuitamente alla cassa integrazione Covid. Se le due misure si interrompessero bruscamente, ha calcolato alla fine dell'anno scorso l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, la Sicilia perderebbe 37.000 posti di lavoro. E la giunta Musumeci chiede ancora una volta denaro. Nella finanziaria approvata dal governo venerdì, ma non ancora tradotta in un testo trasmesso all'ARS, c'è un buco da 300 milioni attribuito dall'assessore all'economia Gaetan Armao alle entrate tributarie che la regione aveva previsto in eccesso. Stando alle indiscrezioni diffuse da Palazzo d'Orleans, 65 milioni dovrebbero essere coperti da un nuovo accordo con lo Stato, che appena un mese fa ha dato il via libera a uno spalma disavanzo da 1,7 miliardi, imponendo in cambio una rigorosa cura dimagrante. La prima risposta è già un tentativo di aggiungere un buco alla cintura, cercando una sponda nel governo che ancora non è nato.